Assessore Callari, presentati oggi a Marina Iulia numerosi interventi di riqualificazione sia della spiaggia ma anche delle strutture ricettive che insistono sulla spiaggia. Assolutamente, questa è un'area che ha visto negli ultimi anni una riqualificazione importantissima, non soltanto dal punto di vista ambientale, basta guardare un attimino quante cose sono state fatte proprio per il recupero ambientale. L'ambiente per poterlo curare bisogna lavorarci, non bisogna abbandonarlo e qui è stato fatto, ma soprattutto è stata data la possibilità a chi sul bene pubblico lavora, fa impresa ma fa anche associazionismo, di poter mettere a disposizione questo bene, questo patrimonio della regione a disposizione di cittadini e di imprese. Ci tengo a dire una cosa molto importante, questa è stata un'area molto trascurata per tanto tempo. Le amministrazioni precedenti si sono molto affidate alle attività dei cantieri e molto poco al recupero di queste bellezze, di queste eccellenze. Ecco, noi crediamo di dover sostenere l'amministrazione che sta facendo questo sforzo importante, proprio perché va nella direzione giusta, va nella direzione anche delle risorse che il PNRR ha messo a disposizione di chi vuole recuperare l'ambiente. Per cui siamo pronti a sostenere gli eventuali progetti che ci verranno sottoposti, proprio nell'ottica di traguardare un futuro fatto di ambiente, di rispetto ambiente, ma anche di nuove occasioni di lavoro per le nostre imprese. Uno dei temi sul tavolo sono le concessioni demaniali marittime. A che punto siamo? La situazione è, per così dire, un po' confusa. Stiamo vivendo degli anni veramente difficili da questo punto di vista perché si susseguono sentenze di tribunali e c'è una certa inezia da parte del governo centrale che non ha mai fatto luce su questi aspetti. La Regione ha cercato in qualche modo di intervenire, ma come ben sapete la competenza è dello Stato, per cui quelle poche norme che avevamo fatto sono state impugnate puntualmente dal governo. Ora ci aspettiamo che nel decreto concorrenza, che attualmente è in fase di discussione, vengano inserite delle norme che vadano nella direzione giusta, che sia quella di dare certezza agli operatori, ma anche di dare la possibilità alle amministrazioni pubbliche, in questo caso ai comuni, ma anche alla Regione, di poter pensare a delle gare che siano fatte sia nel rispetto di coloro che hanno fatto attività, hanno lavorato su queste aree, ma soprattutto quello finalmente di mettere a posto una situazione che ci vede sempre soccombenti davanti alle continue sollecitazioni dell'Europa che ci chiede di dare delle regole precise. Ovviamente speriamo che ci diano la possibilità di fare le gare in maniera tranquilla, perché voi sapete che il Consiglio di Stato ci ha dato come fine ultimo delle eventuali proroghe il 31 dicembre 2023, ma siamo convinti, noi come in tutto il resto del Paese, che questa data non sia sufficiente per poter fare circa 100.000 gare in tutto il territorio italiano. Credo che sia un'impresa titanica, abbiamo bisogno di più tempo.